Il formaggio di Malga è il re dei formaggi della nostra regione. La ricotta affumicata ne è la regina ed il burro il principe. Vediamo quali sono i punti essenziali da rispettare per ottenere quei gioielli caseari che abbiamo appena visto. Innanzitutto la scelta delle specie e razze idonee all'utilizzo dei pascoli più elevati della nostra regione, la corretta gestione delle superfici ed una equilibrata alimentazione degli animali, l'igiene nelle varie fasi del processo produttivo. Alla base di ogni buon prodotto trasformato c'è la qualità delle materie prime che lo costituiscono. E così anche per i prodotti di Malga, tutto inizia dal controllo qualitativo del latte che giorno dopo giorno consente di garantire ciò che poi potremo assaporare. Un'agenda appositamente predisposta da ERSA facilita il malghese nella registrazione dei passaggi fondamentali per la produzione di formaggi e di ricotte. Caratteristiche del latte, tempi e temperature di caseificazione, parametri di stagionatura. Dal confronto tra la qualità del formaggio e i dati registrati si possono trarre informazioni utili per migliorare le successive lavorazioni. Se non c'è ben che da su vedi. L'oculato governo delle mandrie e delle risorse foraggere, un'eventuale ed equilibrata integrazione alimentare durante la mungitura e la massima igiene in questa delicata fase però non bastano. Da diversi anni i malghesi, attraverso il supporto dei tecnici dell'ERSA, hanno appreso l'utilizzo di semplici ma efficaci strumenti di controllo della qualità del latte in alpeggio. Il leukoci-test o test californiano segnala la diagnosi precoce di eventuali mastiti. L'acidimetro permette il rilievo in gradi SH delle acidità del latte della sera e del mattino, dell'eventuale latte innesto naturale, del siero durante le fasi di lavorazione e delle salamoie. I valori di acidità possono essere inoltre rilevati nella scala del pH, con le cartine al tornasole o meglio con gli appositi pH-metri. Infine, un semplice termoigrometro fornisce il costante monitoraggio di temperatura e umidità dei cellars, i caratteristici locali di stagionatura delle nostre malghe. L'interpretazione dei dati rilevati fa sì che il malghese possa valutare i pregi e gli eventuali difetti delle sue produzioni e di adottare le misure correttive necessarie. L'attività dedicata da ERSA al settore degli alpeggi ha permesso la definizione di un modello gestionale innovativo e condiviso orientato al rispetto delle tradizioni casearie e alla tutela del nostro patrimonio storico agropastorale. Inoltre, il ricambio generazionale avvenuto negli ultimi anni ha imposto ai tecnici dell'Agenzia di dedicare particolare attenzione ai giovani che intraprendono con entusiasmo la professione dell'alpicoltura.